Il Teatro San Marco di Vicenza si appresta ad accogliere la 31esima edizione del Festival Nazionale Maschera d'Oro e le rappresentazioni delle 7 compagnie finaliste, scelte tra oltre 60 candidature con provenienze che vanno da Trento a Catania, a testimonianza del prestigio di cui gode la Kermesse vicentina. Diciamo che ha un respiro veramente nazionale. Quest'anno le compagnie che si sono iscritte sono state più di 60 e provenienti da ben 13 regioni, quindi credo abbia un significato sicuramente da sottolineare, perché è un festival non solo ben accolto dal pubblico vicentino, ma molto ambito da tutte le compagnie. Conto alla rovescia per la 31esima edizione del Festival Nazionale Maschera d'Oro, presentata nei giorni scorsi in Confartigianato Vicenza, che per il 25esimo anno mette in palio per i vincitori il premio Faber Teatro. Una collaborazione che trae spunto dalle affinità che caratterizzano gli artigiani e gli attori, creatività, fantasia e passione, e poi dalla presenza nel variegato mondo del teatro di tanti esponenti della categoria, ad esempio costumisti, truccatori, scenografi, elettricisti, tecnici del suono. La Kermesse, organizzata dal Comitato Veneto della FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori, in collaborazione con Regione del Veneto, Comune e Giornale di Vicenza, ha il patrocinio, tra gli altri, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dell'amministrazione provinciale e della FITA nazionale. Il musical Nel Regno di Oz. 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello, Germa di Garcia Lorca, Oh che bella guerra di Lunari, La serva amorosa di Goldoni, Uomo e galantuomo di De Filippo, Tramonto di Simoni. Queste le 7 rappresentazioni in gara. La sfida prenderà il via il 9 febbraio al Teatro San Marco, per giungere, un sabato dopo l'altro, alla serata di gala finale in programma il 30 marzo, quando coro e orchestra di Vicenza, guidati dal maestro Giuliano Fracasso, faranno da cornice alla proclamazione dei vincitori con un omaggio a grandi compositori di colonne sonore per il cinema. Una vastità di temi che io credo faranno veramente la gioia degli spettatori. Come tradizione, torneranno inoltre il premio Renato Salvato, assegnato a chi si metta in luce per la diffusione della cultura teatrale, e il premio di critica La Scuola e il Teatro, realizzato d'intesa con l'assessorato alla formazione del Comune di Vicenza e riservato agli studenti delle scuole superiori. È importantissimo perché la scuola dà degli input, offre delle possibilità conoscitive, poi però i percorsi vanno coltivati all'esterno della scuola. Si tratta di un percorso sicuro, di una grande opportunità formativa, di alto livello formativo. Il teatro in genere lo è, però la Maschera d'Oro è una tradizione unica, direi, qui a Vicenza. Gli abbonamenti sono in vendita nella sede di Fita Veneto, in Stradella delle Barche 7 a Vicenza, aperta al mattino dal lunedì al venerdì.